La morte del 34enne Alessandro Zabeo, precipitato da 3 metri d'altezza al terminal Vecon di Porto Marghera, sta portando sindacati e istituzioni a una seria riflessione sul tema della sicurezza, ma soprattutto a mettere in campo linee d'azione più incisive. Dopo il blocco ieri di lavoratori e sindacati al porto, oggi è stato indetto uno sciopero nazionale di 2 ore a ogni fine turno o prestazione di lavoro, col suono delle sirene alle ore 12. Finora il porto di Marghera, rispetto a molti altri d'Italia, ha registrato un record. L'ultimo incidente mortale, infatti, risale a 14 anni fa. Ma deve essere anche un processo culturale, ha evidenziato il presidente degli agenti marittimi del Veneto, nell'esprimere le proprie condoglianze alla famiglia di Detto ciò, Zabeo. gli investimenti e l'ottica, soprattutto io dico culturale, deve essere sempre l'argomento pregnante dei nostri pensieri, delle nostre azioni di tutti i giorni. E per questo so che da tanto tempo che vengono fatti investimenti, so che l'autorità portuale, il presidente Di Blasio, ha riconfermato che la strada è questa da percorrere, lo davamo per scontato e sarà sempre questa, cioè quella di fare investimenti, ma soprattutto secondo me deve essere fatto un investimento in tempo da dedicare all'istruzione e a incrementare la cultura della sicurezza. Punti discussi anche insieme al vice ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili Teresa Bellanova, oggi a Venezia, per un tavolo in autorità portuale, e che saranno affrontati anche domani, quando nel pomeriggio il presidente del porto, Fulvio Lino Di Blasio, incontrerà i rappresentanti sindacali. E dobbiamo cercare di far sì che entri nel modus vivendi quotidiano il concetto di sicurezza.